Sono 28 i comuni costieri siciliani che avranno un contributo dalla Regione per redigere il piano di utilizzo del demanio marittimo, meglio noto come PUDM. Ad annunciarlo è stato l'assessore all'ambiente Totò Cordaro, che ha dato via alla graduatoria redatta a seguito dei criteri approvati qualche settimana fa. Il via libera al finanziamento è stato previsto da una norma dell'ultima legge di stabilità regionale del 2021. Dei 300.000 euro stanziati, il 45%, pari a 135.000 euro, è stato ripartito in quota fissa tra tutti i comuni richiedenti. Il restante 50%, pari a 150.000 euro, è stato distribuito in misura proporzionale alla lunghezza rilevata sul dato Istat del litorale costiero di competenza dei comuni. Quello che resta, cioè il 5%, ovvio 15.000 euro, è la quota riservata agli enti in dissesto finanziario da ripartire in parti uguali tra i richiedenti. In questo modo, afferma l'assessore regionale all'ambiente Cordaro, mettiamo i comuni che ne hanno fatto richiesta nelle condizioni di dotarsi di uno strumento di pianificazione importantissimo per la crescita e lo sviluppo sostenibile delle nostre risorse costiere. Ancora una volta il governo Musumeci, conclude Cordaro, mantiene gli impegni presi. L'elenco dei comuni beneficiari nella nostra provincia ad Agrigento sono Agrigento con 10.823,26 euro, Cattolica Eraclea 5.762 euro, Licata 15.207 euro, Porto Empedocle 12.659 euro, Realmonte 8.292 euro, Ribera 8.136, Sciacca 14.314, Siculiana 8.904. Mentre a livello regionale, provincia di Messina, sono stati 8 i comuni, in provincia di Palermo 8, in provincia di Trapani 2, in provincia di Ragusa 1, in provincia di Siracusa 1.